Ecco, non voglio disturbarvi più di tanto perché quando si è in compagnia si vuole chiacchierare, c'è poco da fare, insomma. Quindi vedrò di essere velocissimo, però lasciandovi spazio a futuri appuntamenti. Allora, gli amici Merlin Cocai, che presiedo da una decina d'anni, sono nati 20 anni fa con un'iniziativa: portare a conoscenza di un pubblico quanto più possibile vasto l'opera e la figura di un monaco benedettino, Teofilo Folengo, il quale è noto come Merlin Cocai. Ecco, lui è stato a Padova, quindi per questo siamo qui questa sera, perché Piero De Franceschi cortesemente mi ha chiesto di venire qui a Padova a completare un circuito di conviti impostati su personaggi della cultura padovana. E a buon titolo il nostro Merlino è da considerare padovano, perché Mantua me genuit patra di Rapuere tenet nunc Campesium, è scritto sul suo sepolcro a Campese, un sepolcro straordinario che dovreste conoscere, perché pensate che è un monastero benedettino nella chiesa a destra dell'altar maggiore, dove non andavano sepolti dei frati che avevano le opere all'indice, come era il suo caso. Quindi è una cosa tutta da conoscere. Quello di cui mi accontento di dirvi questa sera è che allora assaggerete un piatto che ha avuto una certa notorietà perché ha dato il nome alla sua poesia macaronica, i macaroni che sono gli antenati dei gnocchi di patate. Sì, sono semplicemente gnocchi di farina miscelata a formaggio, pane grattugiato e burro impastati e fatti sul rovescio della grattugia, va bene? E li assaggerete durante questo convito. Ma che cos'è il macaronico? È un linguaggio che somiglia a questi gnocchi, che sono brutti, sono rozzi, sono fatti male, tutti quanti un po' scombinati, così com'è il linguaggio mio, dice il poeta stesso, dice il mio linguaggio è fatto così come questi, è creato ad artificio mettendo assieme il latino classico con il dialetto della pianura padana, quindi c'è dentro del mantovano, c'è dentro del padovano. Sapete quante cose potreste conoscere in più dei vostri antenati padovani dedicandovi alla lettura di Merlin Cocai. Tutto, dal gioco della gatta, alle canzoni, all'assedio del 1505, che cosa ancora? Al burchiello, e poi ai facchini, ai pastori che passavano per queste terre, come i contadini padovani, antenati di molti di voi, affrontavano i lanzichenecchi infilzandoli a forconate. Ecco, allora, questo linguaggio che nasce per far da ridere, perché la parola così mascherata è comica, fa ridere, nasce come parodia quindi anche del latino virgiliano, dei grandi classici, ma nasce per lui, in lui è uno strumento artistico straordinario, perché riesce a creare rumori e situazioni che più tardi magari conoscerete attraverso la lettura che vi farà l'Elefanti. Le ricette che avete assaggiato è bene che sappiate che provengono dalla sua opera in buona parte, provengono dalle famose Dottrine Cosinanti. Lui è autore nel 1521 del più piccolo ricettario della storia dell'umanità, credo. Sono soltanto 20 ricette che però vengono fatte per la cucina di Giove nell'Olimpo. E lì c'è un battaglione immenso di sguatteri e di cuochi, quasi come qui da Barotta, che lavorano a friggere le pastinache che avete assaggiato, a fare le torte che avete assaggiato, a fare quello che ancora non conoscete, che io vi auguro di gustare al massimo, sapendo che dopo Giove li assaggiate voi. Buon appetito quindi. Soltanto 10 minuti. Una domanda, è la prima volta che mi capita, non è colpa mia. Allora cos'è la pastinaca? La pastinaca è la carota. È detta anche carota bianca, e con questo vi spiego in modo più semplice che cos'è.
è praticamente un ortaggio della famiglia della carota, che cresce anche spontanea nei fossi, però una volta era coltivata negli orti, ed è la pastinaca uno dei cibi dedicati a Giove. Però ne parla anche Ruzzante, proprio Pavano, spiegando le migliori cose che crescono sul pavan. Cosa c'è? Del pastenaggio non favelar, dice il Ruzzante, giusto lei? Ecco, perché erano uno degli ortaggi più gradevoli. È buonissima cruda, io la prediligo cruda e scondita, perché in questo modo è fragrante ed è anche molto profumata, saporita. Quindi provatela quando avrete occasione, se mai vi capiterà l'occasione, perché non è facile trovarla. Ai mercati generali di Padova non si commercia la pastinaca. Non so che miracolo abbia fatto Ballotta questa sera a portarla qui, che oltretutto non è la sua stagione in questo momento. Va bene, la sua stagione, se andate in vacanza in Istria, è verso lì la coltivano. Fine agosto, primi settembre, là trovate le pastinache. Ma adesso è una primizia che francamente non so se aveva qualche raccomandazione presso il trono di Giove per trovare le pastinache in questo momento.